Fuori dal patto di stabilità. Fuori dal patto di stabilità, perché per noi è inaccettabile morire per Maastricht, per accordi fatti 20 anni fa e diciamo, abbiamo chiesto all'Europa, un punto fermo del Presidente Renzi e del Governo fin dall'inizio è escludere dal patto di stabilità gli investimenti per la sicurezza da alluvioni e frane e per l'edilizia scolastica, perché sono appunto investimenti per la crescita, per l'occupazione, per la sicurezza del nostro Paese. E il sottosegretario Del Rio ha annunciato l'altro giorno l'apertura di spazi finanziari per circa 3 miliardi fuori dal patto di stabilità per i comuni che devono investire in manutenzione di corsi d'acqua, messa in sicurezza di versanti franosi, cioè tutte quelle opere che non vengono realizzate pur avendo oggi risorse in cassa, no? Da parte dei comuni. Possono farlo con uno sforamento di ben 3 miliardi, che è l'inizio di una grande impresa che è quella di eliminare dal patto di stabilità questo investimento.